Buonasera a tutti dall'ippodromo del Savio di Cesena. La prima serata del Super Frustino 2022 Tommaso Grassi Award si apre con una prova per i gentleman. Sono in 10 in salchi ad anziani di categoria G. 1 Sharm el Sheikh, 2 Byron del Ronco, 3 Velox Mail, 4 Pensiero Adri, 5 Bad Girl Fee, 6 Rache HBD, in seconda fila 7 Bohème Joyeuse, 8 Viola Orsini, 9 Banatina, 10 Tancredi, Sartor. Il favorito è Sharm el Sheikh con il numero 1, Filippo Monti. Le alternative Rache HBD con il 6 e Tancredi Sartor con il 10. Problemi per Banatina. Problemi anche per Rache HBD che sbaglia. E allora rimane facile il comando Sharm el Sheikh nei confronti di Byron del Ronco che ripiega in seconda posizione allo steccato. Di fuori c'è Velox Mail, poi ancora Viola Orsini che cerca posto allo steccato e i primi 200 metri se ne vanno in 15:1 con Sharm el Sheikh in vantaggio, Velox Mail allo scoperto. In seconda pariglia esterna c'è Tancredi Sartor, allo steccato Byron del Ronco, a precedere Bad Girl Fee, quindi Viola Orsini, poi ancora Bohème Joyeuse. 31,7 per il primo quarto. Va pianissimo ovviamente Sharm el Sheikh che cerca di ridurre il più possibile la corsa a una volata a breve. E così i 600 metri del battistrada se ne vanno in 49,3 sul piede dell'1,22 al chilometro. Sharm el Sheikh in vantaggio. Velox Mail di fuori che non punge, allo steccato sempre Byron del Ronco a precedere Pensiero Adri, quindi Bad Girl Fee che è andata a fare la terza pariglia esterna alle spalle di Tancredi Sartor, addirittura 1,5,7 per il mezzo miglio iniziale. Prosegue ad andare pianissimo Sharm el Sheikh, muove in terza corsia Tancredi Sartor che con gradualità si porta al largo dopo un chilometro in 1,22. In vantaggio Sharm el Sheikh che ora allunga, Byron del Ronco sempre al secondo allo steccato, Tancredi Sartor che dà il parziale in mezzo alla pista, aggira Velox Mail e si porta a diretto contatto con Sharm el Sheikh che ha fatto 14 per la dritta di là. Sharm el Sheikh in vantaggio, Tancredi Sartor all'attacco, Byron del Ronco allo steccato, poi ancora Velox Mail e Bad Girl Fee a 250 metri dalla conclusione. Sharm el Sheikh che cerca di fuggire dagli attacchi di Tancredi Sartor, viene in mezzo alla pista Bad Girl Fee, ha spazio per correre anche Byron del Ronco. Sharm el Sheikh in vantaggio nei confronti di Byron che ci prova, poi Bad Girl a centropista, Sharm el Sheikh che fino in fondo vince facile nei confronti di Byron del Ronco. Al terzo posto Bad Girl Fee. 2,5 il totale, 1,17,8 il ragguaglio cronometrico. Sharm el Sheikh, Filippo Monti per il training di Ivan Petronelli, Giovanni Prestipino alla proprietà dell'11enne da Ganymede, che d'altronde più piano di così non poteva andare il primo chilometro. Nel finale si allunga e vince in maniera semplicissima. Al secondo posto è l'appostato Byron del Ronco, al terzo Bad Girl Fee.